di voi la seconda in eretto. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, della fatica riposo, della calura riparo, del pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, calda ciò che è gelido, raddrizza. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Alleluia, alleluia, alleluia. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore, sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando verrà il Paraclito che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me. E anche voi date testimonianza perché siete con me fin dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà di quello che è mio e ve lo annuncerà. È parola del Signore. Miei fratelli e sorelle, stiamo celebrando la grandissima solennità di Pentecoste. Dopo 50 giorni dalla Pasqua, la Chiesa celebra la Pentecoste cristiana, perché non ce n'è anche una non cristiana, la venuta dello Spirito Santo tra di noi. Mi è venuto in questi giorni fatta la domanda: ma dov'è questo Spirito? Dov'è? Non lo si vede. Non lo si vede, ma è presente. Se non ci fosse, poveri noi, è Lui che ci conduce e ci sostiene. Con la venuta del Paraclito si realizza la pienezza del mistero pasquale. Gesù che muore, risorge e ritorna al Padre. Salendo al cielo, Gesù aveva promesso ai suoi che non li avrebbe lasciati soli, non poteva, non avrebbero combinato nulla da soli,
avrebbe mandato loro lo Spirito Santo come maestro, come guida. Pregherò il Padre e il Padre vi darà un nuovo paraclito, un nuovo protettore che rimarrà con voi sempre. Lo Spirito è con noi e ci conduce, e oggi festeggiamo questo dono pasquale di Gesù, e con questa presenza naturalmente ricordiamo anche la nascita della Chiesa, perché la Chiesa è stata generata nel giorno della Pentecoste e è stata donata al mondo. Salendo al cielo, Gesù aveva ordinato ai suoi di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere. Ci sono delle promesse che il Padre ha fatto. Fra giorni sarete battezzati nello Spirito Santo e nel fuoco. Gli apostoli con Maria, la Madre, in preghiera nel cenacolo attendono la venuta dello Spirito. Libro degli Atti degli Apostoli che abbiamo sentito nella prima lettura di Luca ci racconta questa Pentecoste, questa Epifania grandiosa. Era il giorno in cui gli ebrei celebravano anche loro la loro Pentecoste, gli ebrei, non noi. Per Israele la Pentecoste era l'anniversario dell'alleanza, alleanza con Dio che Mosè aveva preparato ai piedi del monte Sinai. Qui Dio aveva parlato al suo popolo: se osserverete i miei comandamenti, io sarò il vostro Dio e voi il mio popolo. Cose grandi. Nasceva così il popolo eletto, guidato da Mosè, avvolto nella nube, e sconvolto dal terremoto, e movimentato dal vento, dal fuoco, tutti i segni di Dio, della presenza di Dio, l'incontenibile. Su questa radice della Pentecoste ebraica si innesta la Pentecoste cristiana, con la manifestazione dello Spirito Santo e la nascita del nuovo popolo di Dio, la Chiesa di Gesù. Luca racconta, l'avete sentito, ma è bello che lo risentiamo insieme, mentre a Gerusalemme il giorno era alla fine, si udì un fragore come di vento impetuoso che riempì il cenacolo dove erano gli apostoli con Maria. Apparvero loro come lingue di fuoco, si divisero su di loro, si posarono su ciascuno dei presenti. Questi ripieni di Spirito Santo parlavano lingue che non conoscevano, come lo Spirito indicava loro di esprimersi. A quel rumore dalla città, da Gerusalemme, accorre la gente, stupita e turbata per tutto quanto avveniva, mentre gli stranieri, stranissimo, venuti da fuori per la festa di Gerusalemme, con ammirazione dicevano: ma noi li abbiamo uditi annunciare le cose di Dio, le meraviglie di Dio nella nostra lingua, e abbiamo sentito quanti popoli erano presenti a Gerusalemme in quella circostanza. Miei fratelli, Gesù aveva mantenuto la promessa, aveva promesso e ha mandato lo Spirito Paraclito. Con la venuta dello Spirito la piccola comunità è pronta per
testimoniare Gesù, per dar ragione di quanto Gesù ha loro insegnato e per dire a tutti che Lui è risorto. E questa è la testimonianza a cui sono chiamati. Gesù aveva assicurato loro: riceverete una forza grande, la forza dello Spirito, sarete miei testimoni ovunque, da Gerusalemme fino agli ultimi confini della terra. E sapete cosa vuol dire ultimi confini per un palestinese? Era Roma, la padrona del mondo in quel momento. Da quel primo giorno la Chiesa di Gesù è in cammino e lo Spirito Santo accompagna gli apostoli e i missionari e rende fecondo il loro lavoro. È l'inizio di un'avventura straordinaria, sovrumana, che si sarebbe spenta subito senza la forza, senza la presenza dello Spirito di Pentecoste. Non sarà un'impresa facile questa Chiesa in cammino. Gesù però aveva preparato i suoi apostoli. Tuttavia subito cominciano le ostilità, le persecuzioni, l'odio del mondo, come Gesù aveva annunciato: il mondo vi odierà, perché non siete dei suoi. Io vi ho scelti dal mondo, vi troverete come pecore in mezzo ai lupi. Con voi avrete una sola difesa, l'arma dell'amore. Verranno tempi, e tutti li conosciamo, in cui chi vi ucciderà crederà di dar lode a Dio. Sappiamo come questo è avvenuto. Ma Gesù ci dice: non temete, io sarò con voi sempre, fino alla fine dei tempi. E la Chiesa continua oggi, con difficoltà, sappiamo con quali difficoltà. Continua l'attività e la missione che Gesù le ha affidato. Miei fratelli, concludiamo con un pensiero di Papa Paolo VI, grande santo. Lui, parlando della Pentecoste, diceva così, con entusiasmo: la Pentecoste è una festa che non finisce mai, è la festa della Chiesa, dura sempre, come se un fuoco fosse stato acceso, come un'esplosione di gioia infinita. Lo Spirito, mai una festa è stata così inebriante, così gioiosa per il nostro mondo, anche stanti non ne sanno nulla. E allora, miei fratelli, lo Spirito Santo, che oggi preghiamo, che è Signore dalla vita, guidi, protegga, illumini la sua Chiesa, che ha tanti problemi, e per noi ci ricolmi dei suoi doni, e tutti insieme lo preghiamo con la Chiesa. Facciamo la professione di fede. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro, quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, terzo giorno
la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati. Radunati nel fuoco dell'amore che unisce il Padre e il Figlio, avvolti dall'abbraccio dello Spirito, imploriamo sul mondo intero il dono di una nuova Pentecoste, diciamo insieme. Spirito d'amore, vieni e trasformaci. Spirito d'amore, vieni e trasformaci. Lo spirito di verità infonda nuova fecondità apostolica alla Chiesa universale. La manifesti al mondo quale sacramento di unità per tutto il genere umano. Preghiamo. Spirito di amore, vieni e trasformaci. Lo spirito di pace ispiriti le intenzioni dei governanti, li guidi sulla via della concordia, nella ricerca comune del progetto di Dio su tutti i popoli. Preghiamo. Amore, vieni e trasformaci. Lo spirito di amore rafforzi i legami che vacillano, guarisca le contese, consoli i cristiani perseguitati, rinsaldi l'unione nelle famiglie, accenda nei cuori la fiamma della speranza. Preghiamo. Lo spirito di gioia ispiri in noi i suoi desideri, susciti in ciascuno la testimonianza e la lode per annunciare agli altri le grandi opere dell'amore di Dio. Preghiamo. Padre, fonte inesauribile dell'amore, fa che in tutto l'universo risuoni l'annuncio gioioso del Vangelo e il tuo Spirito ci rigeneri nella Pasqua del tuo Figlio, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Come ne pentiti accoglici, o Signore, che sia gradito il nostro sacrificio, che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, riunita nello Spirito Santo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Manda, o Padre, lo Spirito Santo promesso dal tuo Figlio, perché riveli pienamente ai nostri cuori il mistero di questo sacrificio
e ci apra alla conoscenza della verità tutta intera. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona, giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo, tuo Figlio, hai effuso lo Spirito Santo, che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede. Per questo mistero della pienezza, della gioia pasquale, cantiamo insieme con gli angeli santi l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli, Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Cristo. È mistero della fede. Padre onnipotente, Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e il sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra,
è qui convocata nel giorno santissimo in cui l'effusione del tuo Spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Rendila perfetta nell'amore questa tua Chiesa, in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo, nuovo Vescovo Riccardo, i presbiteri, i diaconi e tutte le persone a te consacrate. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tu ti abbi misericordia, donaci per parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, i martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E ora guardiamo il Padre con la fiducia che Gesù ci ha messo in cuore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Come in cielo, così in terra, dacci oggi il nostro pane, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo, e non liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Diamoci un segnale di pace. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Corpo e sangue di Cristo mi guardino per la vita eterna. Atto numero 492. Vieni, vieni.
spirito d'amore ad insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni, spirito di pace, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo, vieni tu dentro di noi. Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo la bontà di Dio per noi. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. Vieni, o Spirito, dai quattro venti e soffia su chi non ha vita. Vieni, o Spirito, e soffia su di noi, perché anche noi riviviamo. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, insegnaci a lodare il Dio. Insegnaci a pregare, insegnaci la via, insegnaci tu l'unità. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. Preghiamo. O Dio, che doni alla tua Chiesa la comunione ai beni del cielo, custodisci in noi la tua grazia, perché resti sempre
sempre vivo il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto, e questo cibo spirituale giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Continua durante tutto il mese di maggio la recita del Rosario in santuario alle ore 18. Con questa solennità di Pentecoste riprenderemo il tempo ordinario della Chiesa, della liturgia della Chiesa. Domenica prossima, domenica 26 maggio, la Santa Messa delle ore 11 verrà animata dal coro Panarie. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente e Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. A tutti una buona Pentecoste con questo bel sole che Dio ci ha regalato. Buona domenica. Il 372. Regina Celi, letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia, ora pro nobis